Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre il nostro telegiornale oggi sarà in onda fino alle 13:30 per raccontarvi le notizie di giornata. La notizia più importante del giorno è ovviamente il ritorno in classe di tantissimi ragazzi di tutte le scuole del Veneto. Ragazzi, a cui va naturalmente il nostro augurio di un buon anno scolastico, ma a parte questo augurio, l'augurio è quello che sia un ritorno alla normalità, un primo passo verso un ritorno alla normalità dopo troppo tempo fatto di DAD, di didattica a distanza. Ricordiamo le famiglie e i docenti e gli stessi ragazzi ricordano assolutamente che cos'è avvenuto nei mesi scorsi con la didattica a distanza, con questi gruppi di ragazzi a casa a parlare tramite un telefono, un tablet, un computer con insegnanti, con i compagni di classe. Quindi tutta una situazione che ormai è chiaro a tutti, insomma, non si vuole ripetere. Ci sono regole nuove, c'è il Green Pass per il personale, ci sono tantissime novità, ve le racconteremo oggi nel corso della nostra informazione con molti collegamenti dalle scuole del Veneto, con tutti i nostri giornalisti che da questa mattina stanno seguendo il rientro in classe a tutti i livelli, elementari, medie, superiori, dei giovani di tutta la regione. Vedremo poi come andrà, andremo all'uscita per capire com'è andata questa prima giornata di lezioni. Naturalmente potrebbe essere un buon viatico per il futuro, oppure potremmo capire che effettivamente ancora qualcosa non funziona. Noi siamo già in attesa di poterci collegare con i nostri giornalisti in giro per il Veneto. Ci sono però altre notizie che riguardano il Veneto, perché sappiamo ad esempio che ci sono già manifestazioni di protesta da parte di alcuni studenti della rete, degli studenti medi. Per quanto riguarda il Veneto pare che ci siano state manifestazioni, e questo è ancora tutto da verificare perché è un lancio di agenzia nazionale che ci arriva in questo momento in redazione, a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Treviso dovrebbero esserci state manifestazioni di cui non conosciamo l'entità. Ci dicono però gli studenti medi, tramite una dichiarazione rilanciata poi dall'ANSA, questa generazione ha subito le peggiori conseguenze della pandemia. La chiusura delle scuole ha segnato un punto di non ritorno rispetto al passato. Siamo, dicono i ragazzi che hanno partecipato a queste manifestazioni, la generazione zero, ovvero zero prospettive per il futuro, zero condivisione nelle scelte che ci hanno riguardato negli ultimi mesi, zero progettualità su di noi da parte di chi ha la responsabilità di decidere. Ora basta, studenti e studentesse non sono più disposti a portare sulle proprie spalle il fallimento di una classe dirigente che senza un piano preciso per il sistema di istruzione si è limitata ad annunci e a chiusure. Parole durissime, naturalmente, delle quali poi chiederemo conto ai ragazzi che incontreremo a eventuali manifestazioni in Veneto e alle quali insomma verrà data risposta di sicuro dalle istituzioni. A proposito di istituzioni, con la regia di Fabio Verin vediamo il primo servizio di giornata in cui il presidente della regione Luca Zaia fa un po' il punto della situazione, parla della DAD e ci sono anche gli auguri di inizio dell'anno scolastico da parte di un sindaco. Abbiamo capito che la DAD non è nelle corde della formazione, i ragazzi ci hanno rimesso da un punto di vista formativo, i ragazzi ci hanno rimesso da un punto di vista di socialità e ci hanno rimesso anche da un punto di vista psicologico, quindi la DAD non funziona, la DAD non si deve fare. Questa volta non sarà un tentativo, non si apre con il rischio di chiudere entro breve perché la didattica a distanza ha dimostrato di non funzionare. Lo hanno confermato sulla carta i dati dei test invalsi e ora, a poche ore dall'inizio del nuovo anno scolastico, il presidente Luca Zaia lo promette ai ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo fatto di tutto per garantire un anno di scuola in presenza e così sarà. Parole non scontate ma attese da tante famiglie. Sono 130.000 gli alunni nella Marca che torneranno in classe a partire da domani, 41.000 solo nelle scuole superiori. Una volta si diceva studiate perché poi la scuola nobilita, vi cambierà la vita. Che vivano la loro stagione scolastica come la devono vivere dei ragazzi.
Dall'altro dico fate attenzione, cercate di rispettare le regole rispetto al Covid. Noi saremo presenti con il monitoraggio di queste scuole sentinella e speriamo appunto di fare un'azione affinché la scuola si possa fare in presenza. Mai come quest'anno, aggiunto Zaia, la data di domani ha un significato importante perché segna non solo l'avvio del nuovo anno scolastico ma anche un nuovo inizio. L'impegno è stato mantenuto. Merito questo della responsabilità dimostrata proprio dai giovanissimi in età scolare. I dati della fascia 12-19 parlano di un'impennata di prenotazioni con copertura intorno al 69%. Sulle loro scelte, oltre alla voglia di proteggersi dal Covid, anche la necessità di ritrovare una vita normale fatta di amici, sport e scuola. E proprio a loro il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto rivolgersi. Vi è stato tolto tanto, ha detto, ora è il momento di riprenderselo. Credo che i ragazzi più giovani abbiano pagato un costo carissimo di questa pandemia proprio perché il distanziamento sociale è forse il termine più brutto che ha caratterizzato questo periodo storico. Quindi auguro davvero a tutti un buon rientro a scuola, di recuperare quei rapporti umani che sono stati un po' messi da parte nel precedente anno scolastico, di studiare, di formarsi e di essere un esempio anche per gli adulti. Legato al tema delle scuole, c'è quello delle cosiddette classi o scuole sentinella, ovvero degli istituti scolastici scelti dalla Regione per particolari tipi di approfondimenti e di test dai quali fare poi un campione, capire come si sta muovendo eventualmente il virus all'interno della popolazione scolastica. Ce ne sono a Treviso, ce ne sono in provincia di Treviso, ecco come funzionano. Viene messo in bocca questo bastoncino che ha ovviamente una parte che è molto morbida, che deve essere tenuto in bocca. Poi dopo un po' viene tenuto un pochissimo tempo, all'interno di un contenitore che viene chiuso e poi viene attaccata l'etichetta e consegnato ovviamente ai nostri collaboratori che passeranno a prenderlo quando poi il ragazzo lo riporterà a scuola. Ecco come funzionerà il test salivare molecolare in autosomministrazione. I primi a utilizzarlo gli studenti del Cerletti di Conegliano, uno dei 24 plessi sentinella individuati nella Marca. Tecnicamente il test sarà operativo da martedì perché la giornata inaugurale della scuola sarà dedicata all'informazione. I collaboratori dell'ULSS 2 spiegheranno agli studenti le operazioni da seguire. Poi il kit verrà consegnato con le relative etichette ai ragazzi martedì, in base anche alle risposte dei moduli del consenso informato già distribuito in questi giorni. Ricordo a tutti che questo è su base volontaria, per cui chi vuol fare lo può fare senza problemi, ma anche chi non lo fa può accedere alla scuola, alla classe. Dunque a casa l'autosomministrazione, il giorno dopo la consegna a scuola, di qui alla microbiologia e 24 ore dopo il responso. E così ogni 15 giorni. Dopo il Cerletti, la seconda scuola a partire entro un paio di settimane sarà l'Itis Fermi di San Pelaio a Treviso. Obiettivo monitorare il virus e scongiurare i focolai, mentre sul fronte contagi si registra fortunatamente una lenta discesa. Ricordo a tutti che siamo partiti con dei contagi con positività di 115 su 100.000 abitanti l'8 di agosto, oggi siamo arrivati a 70 positivi ogni 100.000 abitanti, quindi una lenta decrescenza. Però chiaramente per fortuna i focolai, diciamo, che erano predominanti sostanzialmente dei Balcani, dei rumeni, oggi si stanno riducendo molto, anche se i rumeni, la Romania è quella che fa da padrona perché ancora abbiamo oltre 100 positivi rispetto ormai ai macedoni e ovviamente quelli del Kosovo che sono 80 e 27. Resta il dramma dei ricoveri. Abbiamo 2 persone nuove ricoverate in terapia intensiva di ovviamente Montebelluna e queste 2 persone, uno è un macedone e un altro è un italiano, naturalmente non vaccinati, e abbiamo 6 persone ricoverate in terapia intensiva a Treviso, per cui ecco siamo, come dire, abbastanza vediamo il bicchiere mezzo pieno, ecco, questo è importante. Nel frattempo, nei prossimi 2 giorni, altri 20 sanitari non vaccinati potrebbero essere sospesi. Adesso vediamo il primo dei nostri collegamenti con il rientro in classe, con questa riapertura delle scuole. C'è per noi il nostro Christian Arboit davanti a una scuola, vediamo una cerimonia in corso, quindi non perdiamo tempo, gli diamo immediatamente la linea. Buongiorno Christian.
Buongiorno Ferdinando, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi bene, l'inaugurazione è in corso qui alla scuola Oreste Battistella, scuola primaria di Nervesa della Battaglia. Una festa in grande stile, non solo perché è il primo giorno di scuola, ma anche perché si vanno a inaugurare degli importanti lavori antisismici, questo in una zona particolarmente fragile da questo punto di vista. Parliamo di un intervento reso possibile grazie all'intervento della Regione del Veneto per circa 820.000 euro. Ma a parte questi dati ci sono le emozioni e i tanti interrogativi di questa particolare giornata, di questo particolare avvio di anno scolastico. Presente anche l'assessore regionale Elena Donazzan, l'abbiamo salutata poco fa, ovviamente Donazzan, che ha ribadito l'augurio di un proficuo anno scolastico per tutti gli studenti veneti che oggi sono entrati in aula. Parliamo di circa 575.000 studenti, qui solo nella Marca sono 130.000. Ecco, in questo momento sta parlando, lo vedete inquadrato da Nicoletta Rizzetto, che ringrazio come sempre, il sindaco di Nervesa della Battaglia, Fabio Vettori, che sta sottolineando di fatto, da quello che sto intuendo, il lavoro fatto in questi mesi dalle istituzioni, dalla Regione, come vedete l'assessore Donazzan, la dirigente Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, lavoro che è stato immane in questi mesi. Ti dirò, questa mattina ho visitato diverse scuole e l'organizzazione è importante, ovunque i distanziamenti tra i banchi di scuola, le entrate, le uscite differenziate a seconda delle classi, per qualcuno ingressi scaglionati, per altri invece ingressi differenziati, a seconda ovviamente questo degli spazi dei singoli istituti. Poi c'è tutto il tema del Green Pass, che fortunatamente ieri sera in zona Cesarini, verrebbe da dire, è stato risolto dal Ministero, quindi c'è la famosa piattaforma che consente di incrociare i dati della privacy con i dati sanitari delle US, quindi i dirigenti scolastici hanno sotto mano la situazione di chi ha il Green Pass e di chi non ce l'ha. Gli stessi dirigenti scolastici non sanno se però il soggetto è vaccinato o tamponato, quindi il meccanismo per il momento ha funzionato. L'ingresso in classe questa mattina è stato più facile del previsto. I genitori, quasi tutti, non sprovvisti di Green Pass o comunque per precauzione, sono stati tenuti fuori dalle aule, quindi nei cortili. Tutte le cerimonie si sono svolte in cortile, anche questa mattina quella che si è svolta a Ponte di Piave alle 10 l'alzabandiera, che è stato trasmesso, penso un po', in streaming nei vari edifici del comune e in tutte le classi, proprio per garantire il corretto distanziamento. Questa è la situazione, sta parlando appunto la dirigente Sardella. Se non hai domande, Cristian, ho una domanda per te, ma ti rubo giusto 30 secondi perché sappiamo che è una giornata molto complicata anche per voi. Ci hai raccontato, ci hai spiegato bene i meccanismi, tutta la parte di come si è tornati in classe, però volevamo capire come sono tornati in classe i bambini, i ragazzini, gli studenti. Dal tuo punto di vista di osservatore privilegiato, cosa hai visto? Hai visto voglia di tornare, hai visto voglia di ripartire, hai visto voglia di stare assieme? Assolutamente sì, ho visto anche diversi abbracci che non sarebbero consentiti in tempi di Covid, ma diciamo che ho visto comunque una voglia di ritrovarsi tra i bambini, tra i ragazzi, un po' di tutte le età, e soprattutto la speranza di tutti, soprattutto dei genitori, va detto, è quella di non ritornare in DAD. Tra l'altro proprio in questi secondi la dottoressa Sardella, la dirigente
dirigente scolastica provinciale sta dicendo proprio questo. Il nostro obiettivo, che poi è l'obiettivo della Regione del Veneto, che è l'obiettivo del Ministro Bianchi, è quello di non ritornare alla famigerata didattica a distanza che tanti danni ha creato, come hanno confermato anche i risultati delle prove invalsi dei mesi scorsi, ma non servivano probabilmente i test invalsi per rendersi conto dei deficit anche didattici provocati dalla didattica a distanza. Ecco, è arrivato l'in bocca al lupo della dirigente Sardella, questo appello alla responsabilità a tutti i ragazzi, ai bambini delle elementari. Mi dicevi delle emozioni, le emozioni sono state tante, come ti dicevo, l'emozione di ritornare in classe, e anche io ho visto un grande ordine, ho visto ragazzi molto ordinati anche sugli scuolabus, ho visto un po' meno di ordine, va bene, ma questo è normale, tra quelli più grandicelli e quelli più piccoli stanno dimostrando veramente una come la chiamiamo, Ferdinando? Resilienza, responsabilità, non lo so se sono termini che si addicono a bambini di 6, 7, 8 anni, però forse c'è qualcosa da imparare. E noi lo racconteremo ai nostri telespettatori, anche queste tue impressioni sono state importanti per farci capire come si sta tornando in classe. Dicevamo, un simbolo di ripartenza, di rinascita, di ritorno a una nuova normalità tutti i giorni qui sul Focus TG, grazie ai nostri giornalisti. Cristian, noi ti ringraziamo. Ti lasciamo ai tuoi impegni. Se ci saranno naturalmente notizie importanti dalla Marca per quanto riguarda l'apertura delle scuole, tornate a raccontarcele immediatamente. Le racconteremo noi stessi in diretta ai nostri telespettatori. Adesso noi facciamo con la regia di Fabio Verin una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Ci sono tante altre scuole da vedere, tanti altri ritorni in classe da raccontare, da Padova, Vicenza, Bassano. Ci sono tante altre notizie anche di cronaca da dare. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus. Ci siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che stanno tornando in classe, sono tornati in classe gli studenti di tutte le scuole, sono 500.000, ci diceva il nostro Cristian Arboit poco fa, da una cerimonia di riapertura alla quale stava partecipando anche l'assessore regionale all'istruzione Donazzan. Fra poco vedremo altri ingressi in classe. Ci dicono che un flash mob di protesta da parte degli studenti medi, di cui vi avevamo parlato all'inizio del nostro telegiornale, si è svolto davanti al liceo Cornaro, al liceo Fermi e al liceo Tito Livio di Padova, in occasione appunto della riapertura delle scuole. I ragazzi continuano a battere sul tasto dell'impegno, dicono non è stato profuso nessun impegno per costruire una scuola e una società diversa. Temi alti, ampi, importanti e sicuramente divisivi, di cui poi magari ci parlerà il nostro Guido Barbato in collegamento da Padova per chiarire un po' che cos'è successo, che cosa sta succedendo anche dal punto di vista delle proteste. Gli striscioni ci dicono, le persone che hanno seguito la manifestazione, il futuro è nostro, ripartiamo da zero. Ripartiamo da zero potrebbe essere un'idea particolare, cercheremo di capire che cosa vuol dire. Adesso abbiamo appena ricevuto una breve dichiarazione del presidente Luca Zaia, appena raccolta dalle nostre troupe, dai nostri giornalisti, dei nostri tecnici che si stanno occupando della riapertura delle scuole, delle varie iniziative che si svolgono in giro per il Veneto. Sentiamo cosa dice il presidente. Il mio augurio è di un buon inizio anno scolastico a tutti i ragazzi. Devo dire che siamo un po' in apprensione perché stiamo tentando di fare l'impossibile, quindi da oggi noi iniziamo col progetto Scuole Sentinelle, quindi in alcuni istituti scolastici del Veneto ci sarà monitoraggio con ovviamente i tamponi salivari molecolari e quindi valuteremo anche il grado di circolazione del virus. Dall'altro sul fronte dei trasporti ci siamo attrezzati con almeno 340 mezzi privati in più rispetto alla flotta di oltre 3.000 mezzi del Veneto. Insomma, penso che ci siano tutti i presupposti per iniziare un buon anno scolastico e farlo sempre in presenza, perché la vera sfida è questa, farlo in presenza. Questa settimana il piano del Green Pass, del vaccino, porterà nuove novità?
Questo non ve lo so dire, questa è una partita che noi guardiamo da distante, da fuori, perché è una partita che riguarda il Parlamento e quindi abbiamo, e il governo, abbiamo il massimo rispetto del loro lavoro e decideranno. La mia posizione resta una posizione contro l'obbligatorietà dei vaccini, come vi ho sempre detto, e penso che la vera sfida per noi amministratori sia quella di garantire il servizio di vaccinazione a chi ci vuole vaccinare. Punto. Oggi lei Presidente presenterà il Veneto a un punto di intervento. Che tipo di prospettiva c'è per l'Ombro? Immagino di grande spolvero positivo delle nostre industrie. Beh, escludendo sorprese da parte del virus, che ci possano essere delle recrudescenze pesanti per l'inverno eccetera, la prospettiva è di crescite importanti del PIL. Lo è per il Veneto sicuramente a 2 cifre, lo sarà comunque per il Paese, lo è a livello internazionale. Insomma, stiamo andando verso la direzione del recupero e anche di più di quello che del tempo perso. Sono ormai passati una ventina di mesi e direi che il peggio se lo siamo lasciato alle spalle. Adesso si tratta di non abbassare la guardia, di andare avanti, ma insomma il fermento c'è. Grande preoccupazione c'è per il costo delle materie prime, che sono il vero oggi problema sui mercati. E l'occupazione riuscirà a crescere? L'occupazione sicuramente avrà un incremento. Io sento imprese che comunque chiedono di poter assumere e hanno difficoltà a trovare persone da assumere. Allora, se me lo dice una persona posso pensare che sia una voce fuori dal coro, 2, 3 potrei anche ancora valutarlo, ma vedo che ormai il leitmotiv tra le imprese è questo, che cercano lavoratori. Queste erano le prime dichiarazioni del Presidente Luca Zaia in questo lunedì, in questa giornata molto importante. E abbiamo visto un rientro in classe della Marca trevigiana, adesso vediamo un rientro in classe bassanese con la nostra Vanessa Banzato, che con Renzo Rigon è decisamente immersa in un flusso di studenti praticamente continuo che vediamo da qualche minuto. Raccontaci Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno Ferdinando, a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Come hai detto bene, sono immersa in questo flusso di studenti. Peccato, non riesco a passare per una di loro, ormai passerò semmai per un insegnante, ma non importa. Insomma, tantissimi, a parte gli scherzi, tantissimi ragazzi, tantissime ragazze che oggi, in questo 13 settembre, anche a Bassano, hanno ripreso le lezioni e siamo riusciti a sentire alcuni di loro e la grande soddisfazione di poter tornare a scuola, seguire le lezioni in presenza, poter ritrovare i propri compagni. Tanti hanno sottolineato proprio le difficoltà incontrate soprattutto durante gli ultimi mesi con la didattica a distanza, quella che viene chiamata DAD. Parecchie difficoltà, soprattutto ricevono alcuni nella concentrazione, nel seguire tutte le lezioni, come invece si può fare nel momento in cui si è in classe, si è a contatto diretto con i compagni e con gli insegnanti. Hanno sottolineato anche il fatto del rispetto di tutte le regole, le normative anticontagio, quindi il tenere la mascherina in classe, il disinfettarsi il più possibile le mani. In alcune scuole, perché ci troviamo proprio nel centro studi dove ci sono tantissimi istituti superiori, la concentrazione degli istituti superiori è proprio in questa zona di Bassano, in area Santa Croce, quartiere Santa Croce. Dicevano anche al bar, per esempio, noi non possiamo più andare al bar che c'è all'interno della scuola, però insomma la felicità, la gioia di ritrovarsi nuovamente, ecco, assieme ai compagni, assieme agli insegnanti è molta, è parecchia e forte. C'è qualche perplessità perché dicono adesso dovremmo rimboccarci il doppio le maniche perché dobbiamo recuperare tutto il tempo perso, e sono soprattutto i ragazzi di quinta che dicono questo. Però insomma direi che un primo giorno di scuola è iniziato decisamente bene, Ferdinando. Vanessa, noi abbiamo visto nel frattempo, grazie alla regia di Fabio Verino, un po' di immagini del Da Ponte questa mattina, del liceo Da Ponte, con l'ingresso dei ragazzi molto ordinato, insomma un po' di affollamento, ma è normale in una giornata così. Allora ti chiedo brevemente, perché sappiamo che avete molte cose da fare, molte testimonianze da raccogliere. Ci ha raccontato Christian Arboit di aver visto dei ragazzini che entravano a scuola con grandi abbracci, grandi sorrisi, grande voglia, a parte il ricominciare a studiare, che insomma ci sta, ma anche ricominciare a stare assieme, il fatto di vivere la propria vita assieme a dei coetanei fisicamente e non più tramite un computer. Quelli che hai tu alle tue spalle sono un po' più grandicelli, ma hanno le stesse esigenze o parliamo di temi diversi?
No, sono forse loro, sono i più grandicelli forse che sentono in maniera così forte questa necessità di ritrovarsi assieme, di ritrovarsi insieme in presenza. Sono proprio loro, perché è vero che magari quelli di prima si trovano, anche perché non tutti si conoscono in prima e quindi c'è un po' il fatto di trovare l'amica, l'amico e quant'altro, ma quelli di quarta e quinta, quindi i più grandicelli hanno avuto proprio questa voglia di ritrovarsi, di rivedersi, di stare nuovamente insieme. Quindi stamattina, come hai detto giustamente tu, c'erano dei giovani che entravano a scuola in maniera molto ordinata, forse un leggero assembramento in più davanti a Remondini, perché erano davvero in tantissimi che stavano aspettando per le prime, erano più che altro perché stavano aspettando per entrare. Però davanti all'Einaudi, davanti allo scientifico tutto si è svolto in maniera molto come si può dire, senza caos, ecco, senza assembramenti. Bene. Quindi è iniziata bene. È iniziata bene, chi ben comincia, si suol dire a metà dell'opera. Vanessa, noi tutto il resto lo raccontiamo nei nostri telegiornali, TG Bassano di questa sera, poi TG Vicenza, poi tutti i TG delle nostre emittenti, quindi auguriamo a te e a Renzo Rigon un buon lavoro, una buona raccolta di testimonianze, racconti e opinioni da parte dei giovani, dei docenti, di tutte le persone coinvolte in questo ritorno in classe. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Arriva Padova con probabilmente anche già qualche informazione sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte questa mattina davanti agli istituti superiori della città. State con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di giornata fil rouge di questa nostra edizione è naturalmente il rientro in classe degli studenti di tutte le scuole del Veneto. Abbiamo visto come è andata a Bassano, abbiamo visto come è andata nella provincia di Treviso. Adesso però andiamo in una vera e propria città studentesca, perché Padova, lo sappiamo, dall'università in giù accoglie un numero davvero impressionante di studenti di tutte le età. Per noi ha seguito il rientro in classe Guido Barbato, che si evince dal luogo, non è davanti a una scuola, è tornato in redazione per iniziare giustamente a sistemare, a mettere assieme i pezzi di questa giornata. Guido, com'è andata stamattina? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Com'è andata? Che questo benedetto Green Pass sta nuovamente creando dei malumori o comunque delle polemiche in città, e non solo per la tardiva comunicazione dell'obbligo rivolto ai genitori e non solo a tutte le persone che entrano in un istituto scolastico da esterni perché non lo frequentano. E effettivamente, andando anche a guardare nei siti internet degli istituti comprensivi, ce n'è uno, noi abbiamo dato un'occhiata, ci siamo accorti che in quello per esempio del numero 4 dell'Arcella la comunicazione ai genitori è stata data sabato, è stata ufficializzata sabato e porta data sabato tra l'altro. I genitori dicono che se si doveva introdurre un obbligo sarebbe stato meglio magari avvisare con un po' di anticipo, e questo è anche insomma un po' condivisibile, anche se sapete che la cosa è stata decisa dal governo nella giornata di giovedì. Detto questo, Padova, come hai detto tu, città di grande estensione studentesca, perché oltre insomma alla scuola dell'obbligo ospita la seconda più antica università d'Italia, ma oggi hanno preso il via o ripreso il via alle lezioni ben 107.000 studenti dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. Devo dire che tra le questioni rimaste in sospese, come quasi ogni apertura di anno scolastico, quest'anno c'è quella della non vaccinazione del personale. In provincia di Padova, su 12.000 dipendenti tra personale docente e non docente, se si prende come stima il 10% dato dall'ufficio scolastico regionale,
la somma si fa presto a fare, potrebbero essere circa 1200 i dipendenti della scuola non vaccinati. Abbiamo poi tra l'altro un numero di circa 300 insegnanti che non hanno accettato la supplenza a termine, e quindi questo che è un numero che non è, diciamo, non è altissimo ma neanche proprio basso su appunto un numero di 8500 insegnanti, può creare qualche problema in partenza di annata, con qualche appunto cattedra scoperta, qualche centinaio di cattedre scoperte, e ai presidi il compito di nominare i supplenti dei supplenti, insomma, quindi questo è un po' forse la cosa più difficile da fare in questo inizio di anno scolastico, oltre alla polemica che è abbastanza salita in queste ore, proprio perché le comunicazioni sono state recentissime sull'obbligo per i genitori di esibire il Green Pass, anche solo, che so, per andare a portare la felpina al bambino, o il K-Way, o la merenda lasciata a casa, oppure per avere un colloquio con un docente. Guido, una domanda. Abbiamo visto, e più che abbiamo visto, sono arrivati in redazione dei lanci di agenzia riguardanti le manifestazioni della rete degli studenti medici. Dicono che a Padova ci sono state manifestazioni davanti al Cornaro, al Fermi e al Tito Livio. Giusto per capire, si è trattato di manifestazioni di flash mob effettivamente importanti? Si trattava di qualche sparuto gruppo di ragazzi? Com'è andata? È andata che la partecipazione è stata, diciamo, guidata dai soliti gruppi di maggiore attività, quindi a mio avviso direi non in numero particolarmente sostenuto, anche perché le motivazioni forse non sono particolarmente chiare. Loro dicono: noi vogliamo essere coinvolti nella programmazione, noi vogliamo essere coinvolti nelle scelte. Non sono argomenti esattamente nuovi. Che si sia scelto poi magari il primo giorno di scuola, francamente magari si poteva fare anche nei prossimi, insomma, per carità, perché le tematiche non sono proprio nuove. Di mezzo c'è anche, come sempre, l'ambiente, e per carità questo è un argomento che vediamo da alcuni anni sta anche molto a cuore ai giovani. Se ci vogliamo poi guardare al 2030, in cui ci sono delle provocazioni che vengono lanciate non solo agli studenti ma a tutti noi in vista di un mondo migliore sotto diversi aspetti, sono anche molto interessanti. Magari si poteva aspettare, non so, una settimana. Qualche giorno in più. Allora Guido, però sappiamo che oltre a queste importanti notizie sul ritorno in classe c'è già della cronaca da Padova. Sì, è un servizio, quello che vi faremo vedere tra poco, sul quale vorremmo attirare l'attenzione in particolare degli anziani. E allora vediamo assieme questo servizio, un avvertimento, un appello anche alle persone anziane per il ritorno di truffe. Vediamo il servizio. Anziani, attenzione, se vi dovesse telefonare al numero di casa un sedicente poliziotto o poliziotta chiedendovi del denaro, mettete giù e chiamate subito il 113. Nei giorni scorsi la Questura di Padova ha ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Il raggiro consiste nella richiesta fatta al numero fisso di casa di consegnare del denaro necessario a liberare il figlio arrestato dopo aver causato un incidente stradale grave. Più di una decina le chiamate giunte agli operatori della Questura in soli 3 giorni da parte di anziani residenti in diverse zone di Padova. Se qualcuno resta vittima di una truffa o anche solo di un tentativo, deve rivolgersi alle forze di polizia segnalando l'accaduto. Chiamare subito il 113 appena dopo aver ricevuto una telefonata sospetta, consiglia la Questura di Padova, permette un rapido intervento della volante e l'eventuale identificazione di persone sospette. Nessun agente di polizia verrà mai a chiedere denaro a domicilio, né tantomeno lo farà al telefono. Non lasciatevi ingannare da false divise e falsi distintivi. Allora, false divise e falsi distintivi, tornano ciclicamente questi tentativi di ingannare gli anziani. Qualcuno purtroppo ci casca, a volte sono falsi medici, a volte sono falsi operatori dell'azienda sanitaria, a volte si tratta di persone che si spacciano per servizi sociali. Insomma, tutto quello che può stare a cuore agli anziani viene utilizzato per imbrogliarli. L'appello che ha lanciato il nostro Guido Barbato nel servizio è giustissimo: chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Al primo dubbio i numeri di telefono sono lì per quello, chiamiamo le forze dell'ordine rispondono a tutte le chiamate, a tutte le istanze, proprio per questo motivo. Adesso torniamo a Padova, dove con Federico Cibotto c'è Guido Barbato per un'altra notizia, poi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Guido.
Sì, una notizia di cronaca nera accaduta nella notte tra sabato e domenica. E, insomma, gli incidenti stradali, sapete, nei fine settimana, insomma, purtroppo noi nel nostro mestiere dobbiamo spesso darli, ma in questo caso il numero dei feriti coinvolti e la loro età fa purtroppo più notizia del solito. Abbiamo avuto ai piedi dei Colli Euganei, a Bresseo di Teolo, poco prima di imboccare la salita che porta appunto verso Teolo Alta, un'automobile con 5 ragazzi a bordo si è schiantata nella notte tra sabato e domenica contro un albero. Ben 5 ventenni, con l'età appunto che oscilla tra 20 e 23 anni, sono rimasti feriti, sia il conducente ovviamente che gli altri 4 presenti. Il più grave è un ventenne che è arrivato sabato notte, che speriamo che nel frattempo le condizioni siano migliorate, li faremo sapere, è arrivato in ospedale in prognosi riservata. Perciò ecco, questa è la notizia che è accaduta nella notte tra sabato e domenica, con un numero di feriti insomma consistente. Guido, intanto noi vi ringraziamo per queste informazioni e diamo appuntamento ai nostri telespettatori, a tutti i nostri TG di questa serie, TG delle nostre emittenti, per saperne di più. Vi diamo un in bocca al lupo per una giornata che potrebbe essere molto complicata anche per i nostri colleghi. Naturalmente, se ci sono notizie importanti da Padova, non esitate a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Noi torniamo in studio e andiamo in pubblicità, facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono ancora collegamenti dalle varie città del Veneto per vedere come sta andando questo primo giorno di scuola. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quel che accade in Veneto. Abbiamo visto il ritorno in classe di tantissimi studenti, parliamo di centinaia di migliaia di studenti. Abbiamo visto come è andata a Padova, abbiamo sentito come è andata a Bassano, come è andata nella Marca Trevigiana. Qualche problema con le novità sul Green Pass, qualche genitore un po' scontento del nuovo assetto dovuto alla necessità del Green Pass, qualche studente un po' scontento invece per quanto riguarda la gestione di questa emergenza da parte delle istituzioni. Come sempre c'è sempre qualcosa che non va, si può sempre fare meglio, l'importante è parlarci, capire, approfondire. Adesso andiamo a Vicenza, dove c'è il nostro Daniele Garbin, che decisamente non è davanti a un istituto scolastico, ma sappiamo che si è parlato di scuola stamattina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. No, non è proprio un edificio, anche se magari potrebbe essere di qualche istituto aeronautico. No, a Vicenza in questo momento mi trovo in quello che è l'hangar che è all'interno dell'aeroporto e del Parco della Pace. In questo posto, che è una parte che è stata ristrutturata alla Tettoia, diventerà poi il Museo dell'Aria. Mi trovo qui perché qui si è conclusa la giornata, a meno di conferenze stampa, che il sindaco Francesco Rucco, una serie di appuntamenti ha avuto in tutta la mattinata. In questo momento, qui poi diremo perché siamo arrivati, con lui lo abbiamo intercettato in un paio di scuole. Questa mattina verso le 8:30 ha voluto proprio salutare gli alunni, diciamo subito della scuola, la secondaria di primo grado Bortolan e poi la primaria Gonzati, proprio ha voluto portare il suo saluto proprio di auguri del primo dell'anno, accompagnato con l'assessore Tolio, è stato accolto veramente con una festa gioiosa dei bambini, degli alunni, tutti distanziati nella parte musicale dell'istituto secondario. L'hanno proprio accolto con un brano musicale, perché lì proprio sono specializzati nell'educazione musicale. Invece nella primaria proprio hanno battuto le mani a tempo, si respirava festa, e c'erano anche i genitori a distanza. Ecco, diciamo che non ho colto magari quelle polemiche, e poi vedremo stasera, invito i telespettatori a seguirci, eventualmente poi di quello che è stato la mattinata, però la voglia è di buttare il cuore al di là dell'ostacolo. Eventuali polemiche ci sono state, sì. Allora, per me è stato l'inizio con la secondaria, con la scuola del Fusinieri, che è l'istituto tecnico economico. Alle 7:15 ero lì proprio d'accordo con il vicepreside, perché si aveva il dubbio che non sarebbe arrivata in tempo la disposizione ministeriale del cambiamento della lettura. Ecco, avevo qualche perplessità, e in effetti la scuola proprio ha voluto mettere le mani avanti, e questa mattina
ho assistito al controllo dei Green Pass con il vecchio sistema, ancora con l'applicazione. Hanno deciso il Fusiniere questa modalità proprio per un eccesso di prudenza, per evitare magari qualche sorpresa, qualche cosa che magari non era stata collaudata, e quindi domani anche per loro riprenderà poi la procedura approvata. Questa suspense fino all'ultimo è stata così tenuta, ha tenuto un po' sospesi gli animi, ecco, di chi dovrebbe gestire questo controllo. Ecco, ma è andato tutto bene. Daniele, allora ti chiediamo di restare con noi un paio di minuti ancora. Vediamo un servizio che avete preparato con la vostra redazione sul bilancio dell'estate, dei record per la cultura a Vicenza. Poi torniamo da te e ci racconti cos'è stato detto in conferenza stampa questa mattina dal sindaco Rucco. Quindi vediamo il servizio di Vicenza, l'estate dei record per la cultura. Estate 2021, Vicenza va oltre la rinascita dopo un anno e mezzo di pandemia, un'estate per la città del Palladio, patrimonio dell'UNESCO, che racconta di boom di turisti e record di incassi per la rete museale della città, un successo di cui andar fieri. Abbiamo superato il 2019, un dato che questo ha stupito anche noi, tantissimi stranieri che scelgono Vicenza proprio perché secondo me rappresenta un po' nel piccolo quello che vogliamo trovare in Italia: cultura, bellezza, accoglienza, buon cibo. Incassi record dei visitatori da pre-pandemia, il tutto frutto della scelta fatta dall'amministrazione di fare rete tra associazioni e mettendo in rete tutto il sistema museale. Io ritengo che la cultura debba sempre più offrire. Quando l'offerta è alta ed è ben organizzata, arriva la domanda di cultura. Era stata un po' una scommessa. Abbiamo invece insegnato che quando si fa sistema e ci si aiuta, arriva il sold out anche in tutti gli eventi, proprio perché ogni evento aiuta anche gli altri. Un risultato che porta la città ad uscire dal limbo di città piccola, di provincia, dimostrando di essere in grado di produrre cultura e attrattiva di turisti, ambendo così in Veneto ad un ruolo di primo piano. Un'estate di sfide, quella passata, come aprire una mostra Infernus in Basilica dedicata al sommo poeta, un successo non scontato, visitata da moltissimi giovani, che chiuderebbe attenti la notte tra lunedì 13 e martedì 14 per celebrare l'anniversario della morte di Dante. Chiusa l'estate, l'assessorato è già al lavoro per l'autunno. Ci prepariamo alla grande mostra sul Rinascimento che inaugura l'11 di dicembre e che invece porterà a quella che è la grande Vicenza, la grande epoca storica di Vicenza. Insomma, iniziamo a lavorare sul serio per questa mostra. A Vicenza non si ferma, non si è mai fermata, ma ovviamente guarda sempre al futuro. Il ritorno in classe degli studenti è un bel viatico per queste prospettive, però sappiamo che c'è anche dell'altro a Vicenza. Daniele, brevemente, non ti rubiamo più molto tempo perché sappiamo che hai tanti impegni oggi, che avete tantissime notizie da raccogliere. Che cosa è emerso durante la conferenza stampa di questa mattina? Sì, in questa ultima conferenza stampa il sindaco Rucco ha voluto annunciare proprio quello che accadrà domenica. Domenica è la domenica ecologica, però sarà anche l'occasione per la prima volta proprio per i vicentini di visitare il cantiere di questo Parco della Pace, che questa è la grandissima struttura verde, ma non solo, perché questo è uno degli edifici che verrà poi recuperato e diventerà il Museo dell'Aria, proprio perché ha diverse aree e quindi domenica è l'occasione per chi vuole, su prenotazione, è un numero limitato. Ecco, ci sarà anche un trenino che porterà a visitare dove sono già stati fatti interventi importanti di piantumazione di alberi, del laghetto. Ecco, chi vuole può intanto prendere visione di questa giornata. Sarà anche un momento di rinfreschi per bambini, una mongolfiera, anche così intrattenimento per passare una giornata, ma anche proprio per appropriarsi di questa parte. Al momento se ne è parlato tanto, si sono visti progetti. Qui per la prima volta c'è l'occasione di poter vedere e toccare con mano. Questo è quello che ha annunciato il sindaco e parte della giunta che era presente, che ha annunciato tutta la serie di iniziative che verranno poi fatte. Ecco, io do l'appuntamento per sapere di più per i telespettatori stasera, e chi vuole prenotare, ecco, può farlo. Benissimo, allora Daniele, tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza questa sera, tutta la cronaca, tutto quello che succederà oggi in città. Ti ringraziamo intanto per questo collegamento. Naturalmente, se ci sono altre notizie, se ci sono novità importanti, non esitare a contattarci, saremo fino alle 13:30 in diretta, in onda. Grazie a Daniele Garbin da Vicenza. Torniamo in studio, noi siamo pronti a tornare anche per
collegarci con il nostro Cristian Arboit per approfondire alcuni temi sulla riapertura delle scuole, ma li vediamo fra poco. Adesso vediamo come si è organizzata in questo caso la Marca per quanto riguarda i trasporti e il rispetto delle norme anti-Covid. Primo banco di prova anche per il trasporto scolastico trevigiano, con una task force messa in campo da Mobilità di Marca su modello dell'anno precedente, ma con 20 steward a terra in più. 5 punti critici tra lungo Sile Mattei, con la stazione delle Corriere, lo snodo lungo la stazione ferroviaria, l'hub della Madonnina, via l'Europa, via San Pelaio, con gli istituti Fermi e Luzzati. Sulle colonnine le indicazioni per i bus navetta, nelle pensiline gli orari, 9 e 61 le linee potenziate. Alcuni istituti hanno concordato ingressi scaglionati, entrate alle 8 ma anche alle 9 del mattino per sfoltire gli ingressi e le uscite. Istituto Mazzotti alle mie spalle, proprio qui è stato deciso in accordo con MOM lo scaglionamento delle entrate dei ragazzi, quindi a orari diversi al mattino, proprio per gestire il flusso enorme di studenti che arriverà. Al turistico Mazzotti di via Tronconi, entrata separata dall'uscita anche per gestire i flussi dell'istituto Palladio, suo dirimpettaio. Poco più in là l'ingresso per raggiungere l'istituto Da Vinci. Steward a terra stazioneranno anche qui e a via l'Europa è stata assegnata anche una delle 3 pattuglie dei vigili del servizio predisposto proprio per il primo giorno di scuola. Le altre 2 in centro tra gli istituti Duca degli Abruzzi e Canova e in stazione con la fermata a Riccati. Il prefetto in prima linea in questa organizzazione ha fatto una riunione la settimana scorsa con tutti noi, con tutti i comuni interessati, ma anche con i dirigenti sia regionali che provinciali, e quindi ovviamente ha dato incarico anche alle forze dell'ordine di dare un aiuto se ci sono problematiche particolari. Vigileranno sul corretto utilizzo della mascherina e affinché non si creino assembramenti in entrata e in uscita dei mezzi saranno anche presso le autostazioni di Conegliano, Oderzo e Vittorio Veneto. La rete degli studenti medi intanto ha annunciato che anche nella Marca sarà presente con un flash mob al Planck di Lancenigo alle 8 del mattino in contemporanea con i colleghi di altri istituti del Veneto. Noi abbiamo molto da dire, molto da esporci e già da domani vogliamo portare sulla tavola molte più tematiche, molti più spunti di quelli che ci vengono proposti di solito, che si fermano a quello che è il binomio apertura e chiusura delle scuole. Prima il nostro Guido Barbato da Padova ci aveva parlato un po' di numeri riguardanti la popolazione studentesca padovana e ci aveva accennato ad alcune polemiche per il Green Pass imposto, per così dire, ai genitori. Approfondiamo questo tema con il servizio che ha già preparato la nostra redazione. Il Green Pass o certificato verde è materia di continui litigi. L'ultimo scontro riguarda la norma contenuta nel decreto approvato solo giovedì sera dal Consiglio dei Ministri, l'obbligo di mostrare la certificazione verde per chiunque entri in un istituto scolastico, dall'asilo in su. A Padova la comunicazione ufficiale è comparsa sui siti internet di alcuni istituti comprensivi sabato 11, l'altro ieri, suscitando la rabbia di molti genitori. Ne sono esclusi solo gli alunni, minorenni e maggiorenni. Dovranno averla anche non solo i fornitori o il personale delle mense, ma anche tutti i genitori che devono stare qualche ora con i figli per l'inserimento al nido o recarsi in segreteria, al colloquio con i docenti o per portare un pasto o un oggetto dimenticato a casa. Insomma, come gestire un obbligo annunciato a nidi già iniziati a pochissimi giorni dall'avvio della scuola, si chiedono le associazioni dei genitori. A Padova e provincia sono 107.000 gli studenti che oggi hanno iniziato o ripreso a frequentare le scuole. Tra le questioni sospese resta quella del personale ancora non vaccinato, circa il 10% secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale. A Padova gli insegnanti sono 8.500 e i non docenti 3.500. Su 12.000 dipendenti della scuola, i non vaccinati sono quindi circa 1.200. Supplenze, circa 300 insegnanti non hanno accettato l'incarico a tempo determinato. Non tanti, ma i disagi per la loro assenza potrebbero comunque creare qualche problema. Ai presidi il compito di nominare i supplenti dei supplenti. Ci dicono
tramite l'ANSA che la piattaforma sta funzionando benissimo. Parliamo naturalmente della piattaforma per il Green Pass. 900.000 sono state le verifiche fatte solo fra le 7 e le 8 di questa mattina. Patrizio Bianchi, il ministro dell'istruzione, dice: abbiamo potuto fare una cosa complessa e delicata al meglio, senza tensioni. Questo è un anno che ha visto un eccezionale sforzo del Paese verso le vaccinazioni, con un forte senso di responsabilità. Ho visto, dice il ministro, le maestre molto emozionate. Siamo in grado di pensare a una nuova normalità più consapevole. Abbiamo sentito che invece qualche frizione, qualche polemica, qualche attrito c'è stato. Cercheremo di capire la lancetta se va più verso una parte o verso l'altra. Ve lo racconteremo nei nostri telegiornali. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra poco. Dovremo riuscire a parlare con l'assessore regionale dell'istruzione per capire come è andato, come sta andando questo primo giorno di lezione. Comunque ci sono tantissime notizie ancora da dare. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. E oggi abbiamo parlato e stiamo parlando di ritorno in classe degli studenti, di riapertura delle scuole. Molte cose sono andate bene, alcune sono andate meno bene. Ci sono state manifestazioni, se non di protesta, ma almeno richieste di attenzione da parte degli studenti. Ci sono state alcune perplessità da parte dei genitori, di alcuni genitori, per le novità sul Green Pass. Però adesso abbiamo anche una voce istituzionale. Assieme al nostro Christian Arboit c'è l'assessore regionale all'istruzione Donazzan per fare il punto sulla situazione. Buongiorno di nuovo Christian. Buongiorno di nuovo Ferdinando. Prima vi abbiamo mostrato con Nicoletta Rizzetto le immagini di questa inaugurazione. Continuo a trovarmi a Nervesa della Battaglia per questi lavori importanti antisismici per un ammontare di 820.000 euro su contributo prevalentemente regionale, ma insomma oggi non si è festeggiato solo questo traguardo evidentemente, ma si è festeggiato questo primo giorno di scuola del terzo anno contrassegnato dalla pandemia. Assessore Donazzan. Sì, anche se quest'anno possiamo dire che la serenità è palpabile. Le scuole sono molto organizzate. Teniamo conto che l'anno scorso comunque in Veneto la primaria e la secondaria di primo grado, cioè elementari e medie per i nonni che ci ascoltano, sono state sempre in classe. Sempre perché abbiamo ritenuto che i bambini più piccoli non potessero fare didattica a distanza e i ragazzi più grandi hanno sofferto molto, e lo sappiamo, le scuole superiori, chi si è diplomato l'anno scorso ha fatto 2 anni, uno completamente a didattica a distanza a casa e la quinta l'hanno fatta così con modello anche in alternanza, quindi perdendo molto non solo del sapore della scuola ma anche della didattica, e questo non deve più accadere. Quindi con grande chiarezza il ministro, ma noi in Veneto ci eravamo ripromessi, siamo impegnati affinché le scuole fossero in presenza con tutte le regole del distanziamento, gli accorgimenti, l'entrata, l'uscita. Qui adesso abbiamo appena assistito ad un'uscita, tante uscite della scuola. Le scuole venete si sono organizzate così. Siamo state la prima regione per risorse ottenute dal Ministero. Proprio il mese scorso il ministro Bianchi aveva chiesto una ricognizione per capire dove vi fossero problemi, per poter poi mettere delle risorse a disposizione. C'era da affittare un luogo, da fare magari anche dei moduli abitativi per le classi. Noi siamo stati la prima regione ad avere il numero di risorse. Perché? Perché siamo stati molto capaci di organizzare le domande, di avere una interlocuzione con i comuni e con le province e trovare poi le risposte. Diciamo che dal punto di vista degli spazi, delle misure di sicurezza in generale, il lavoro è stato fatto, e quindi siamo anche lontani forse dal clima dell'estate scorsa, l'estate dei banchi a rotelle, per intendere. Ma direi rifuggita anche con ignominia, se posso. Su quei banchi a rotelle si è detto molto, non si è ancora fatta chiarezza fino in fondo, e io credo che uno Stato serio debba andare a verificare tutto, perché se si spendono soldi pubblici e si spendono in modo inappropriato, qualcuno deve rispondere, deve anche restituire. Quei banchi con le rotelle
che vennero così chiamati come la panacea degli spazi, non potevano esserlo, perché il problema era semmai gli spazi, le classi. Banchi più piccoli non avrebbero risolto, soprattutto con quelle modalità, perché erano, e alla prima evidenza non ci stava un dizionario, non ci stava un quadernone, pensiamo a tutti gli ordini e gradi ovviamente delle scuole, e sono finiti nei magazzini. Ecco, quest'anno non è così, quest'anno si è parlato invece di spazi, di aule, di distanze, di che tipo di fabbisogno, di dove c'erano ancora problemi di entrate, uscite, di luoghi, e questo l'abbiamo risolto. Ma non sono mancate le polemiche nemmeno quest'anno, e il riferimento stavolta è al Green Pass per il personale scolastico, che poi è stato esteso anche a tutti coloro che entrano in classe, soggetti ovviamente adulti, compresi i genitori che accompagnano i figli. Ecco, da questo punto di vista, applicazione del Green Pass, com'è la situazione in Veneto, come sono state queste prime ore anche alla luce della piattaforma che ieri sera, possiamo dire quasi in zona Cesarini, comunque alla fine questa piattaforma è stata diffusa, c'è, e le scuole la stanno utilizzando, incrociando i dati dei professori con quelli delle ULS, dei vaccini e dei tamponi. E la piattaforma era importante, ma sarà incagliata con il garante della privacy, che aveva detto sostanzialmente che il dato della persona, quindi nel livello di privacy, non poteva essere messo a disposizione. Poi questa cosa è stata risolta dal governo e oggi questa piattaforma è molto utile alle scuole. C'è da dire che sul tema del Green Pass io vorrei che vi fosse meno polemica e anche meno accuse, perché a me il clima da caccia alle streghe non piace. Credo che la vaccinazione, che ritengo non debba essere un obbligo, ma che debba essere spiegata col massimo della trasparenza. Se qualcuno non vuole o non può vaccinarsi, dovrebbe esserci un tampone a prezzo di costo, ovvero se un tampone costa 2,50 euro, mi piacerebbe che questo fosse il costo per poter andare a lavorare, perché se è vero che dobbiamo garantire massimamente la sicurezza dentro i luoghi, e la scuola deve essere il luogo per eccellenza della serenità e della sicurezza, questo passa o attraverso il tampone o attraverso la vaccinazione, ma parimenti, e non si può discriminare. Il ministro Bianchi è stato molto netto, parlava soprattutto della discriminazione nei confronti dei bimbi, perché all'inizio qualcuno ipotizzava classi di vaccinati, classi di non vaccinati, ma questo è vietato dalla Comunità Europea, credo anche dal buon senso, mi permetto di dire, e su questo è stata fatta chiarezza. Per quanto riguarda i docenti, credo che non ci possa essere una discriminazione in questo caso di giudizio, perché se un insegnante non vuole vaccinarsi ma fa il tampone, io credo che non possa essere messo di fronte a un limite economico. Cioè, se una persona è ricca può anche non vaccinarsi, se invece non lo è, il costo del tampone comincia a diventare un problema. E credo che la serenità sulla vaccinazione, lo dico da vaccinata, perché lo faccio questa premessa, ormai mi perdonerete sempre, si può parlare solo se è vaccinati, pare, quindi io sono vaccinata, però lo dico cercando di fare appello alla serenità e al buon senso. La scuola è un luogo protetto, l'abbiamo dimostrato quando l'anno scorso, con tutte le difficoltà del caso, la scuola è rimasta luogo protetto. Quindi lei resta della sua idea che più volte ha illustrato, quindi obbligo vaccinale no, sensibilizzare, informare su una corretta campagna vaccinale, questo sì. Questo sì, perché poi anche in Veneto abbiamo questa storia. Abbiamo dimostrato che qualche anno fa, quando vi fu l'atteggiamento di uno dei governi per l'obbligo vaccinale, il Veneto, non la Donat, il Veneto disse no. E dimostrammo che attraverso il rapporto con i pediatri, i medici di base, la corretta, serena informazione, molte persone decisero di vaccinarsi. Ecco, avevamo l'anagrafe vaccinale che dava tutta la restituzione di questo. L'obbligo dà un po' l'idea, soprattutto rispetto anche a delle preoccupazioni legittime ai bambini, nei confronti delle signore che sono in attesa di un bimbo. Rispetto alle contraddizioni che ci sono state, abbiamo bisogno di serenità e di corretta informazione. Ecco Ferdinando, se ci sono ancora 2 minuti sconfinerai un po' nel gossip, nel senso che dimmi tu se è possibile, chiederei all'assessore Donazzano
com'è stato il suo primo giorno di scuola, dov'era, quali sono i suoi ricordi, se si sente di condividerli. Dato una bellissima domanda, grazie. Io ricordo il primo giorno di scuola della seconda elementare, perché passai da una scuola che era a misura di umanità come Primolano, quindi chi abita in valle, in Val Sugana lo sa, era una pluriclasse la mia, e peraltro avevo anche un eccellentissimo compagno di classe, perché il sindaco Ferrazzoli era in classe con me. Eravamo una pluriclasse, quindi vuol dire prima e seconda insieme, perché c'erano pochissimi bambini, ma la seconda in una scuola grande a Pove del Grappa mi accompagnò il papà, perché la mamma era insegnante, io ero una bambina timidissima, ho fatto un po' di fatica, però poi insomma la scuola ti aiuta a camminare. Quindi la pluriclasse a Primolano è insomma anche un po' l'emblema di cosa significhi educare, soprattutto nei paesi più piccoli. Ce ne sono meno rispetto a un tempo, perché nel tempo poi negli anni sono state in qualche modo chiuse, però ci sono ancora in alcuni luoghi dell'altopiano, dell'alta montagna bellunese. E io penso che proprio sulla montagna e sulle piccole isole noi dobbiamo mantenere questo servizio. La scuola è un punto di comunità. Una famiglia decide o meno di trasferirsi o di continuare a vivere anche in un paesino della nostra Val Zoldana, per dirne una, se vi è anche la scuola. Quindi devo dire che nelle indicazioni che come assessore ho dato sempre in questi anni, sposate dalla giunta regionale, c'è sempre stato questo: le piccole scuole nei luoghi nei luoghi minori devono poter essere garantite se possibile. Ho trovato sempre grande rispetto da parte dell'ufficio scolastico regionale, che è il ministero, nella comprensione di questo: dove c'è la scuola c'è anche comunità. Quindi la specificità dell'istruzione in determinate zone basilari, insomma. È fondamentale, è un servizio che se non c'è contribuisce molto allo spopolamento. E se mi permettete, visto che la vostra rete è molto sensibile, anche l'autonomia che noi chiediamo, che io chiedo nell'istruzione dal 2007, quindi insomma i numeri dei giorni sarebbero molti di più rispetto però a un referendum che ha dato veramente un incarico alla politica, in questo senso tutta, non solo al governo della regione, a tutta la politica. Bene, nell'autonomia io ho chiesto anche le modalità di organizzazione del territorio, vuol dire concorsi su base regionale, non concorsi per i veneti, cioè voglio solo l'insegnante veneto, no, però se qualcuno vuole venire qui deve dirmi che sta 5 anni da noi, che si assume la responsabilità di stare in un percorso più lungo che quello di un arco di formazione delle scuole per esempio primarie, ma lì potremmo anche ragionare proprio sui punti scuola, dove non chiudere, perché magari faremmo risparmi altrove, ma bisogna avere la possibilità di avere l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione scolastica. Qualcosa che va oltre la mera autonomia scolastica che c'è già e che si inserisce all'interno della battaglia, chiamiamola così, che si sta portando avanti da tempo. Grazie all'assessore Elena Donazzan, grazie anche per questo suo ricordo in Val Brenta, no? grazie allora, davvero. Ferdinando, se è tutto ok, io... Cristian, io intanto vi ringraziamo per questo interessante approfondimento, ringraziamo l'assessore Donazzan, però approfitto della presenza dell'assessore in diretta qui con noi, con te, per ricordarle, raccomandarle l'altra battaglia che stiamo portando avanti come Rete Veneta, che è quella per la riapertura del Tempio Ossario. Stiamo facendo un'inchiesta molto approfondita, l'assessore Donazzan ha accettato subito di buon grado di aiutarci, naturalmente non aiutare Rete Veneta, ma aiutare Bassano, aiutare questo monumento importantissimo a riaprire. Ci sono dei problemi dovuti al fatto che mancano soldi, dovuti al fatto che spesso Roma, in questo caso parliamo del Ministero della Difesa e di Onor Caduti, che gestisce, cura i sacrari anche in Veneto, tendono a non rispondere. Chiediamo se l'assessore ha risposte su questo argomento, ci facciamo altrimenti il nodo al fazzoletto e ne riparliamo nei prossimi giorni. Chiedo subito, la invito a nozze, assessore, il Tempio Ossario ovviamente. Ferdinando Garavello in studio ricorda la battaglia di Rete Veneta, che è la battaglia di un'intera comunità a difesa di questo simbolo di Bassano e non solo di Bassano. Ecco, a che punto siamo? Lei ha delle novità, qualcosa si sta muovendo? Purtroppo siamo ancora in attesa della risposta del Ministero della Difesa. Abbiamo scritto e grazie a Rete Veneta di voler ritornare su questo punto, perché anche Avarino ha visto che cosa è successo Avarino, scusate. No, infatti che c'è un altro Ferdinando.
ha visto che cosa è successo davanti al Tempio Ossario, gente che vuole entrare e che non trova. Abbiamo scritto a metà di agosto, all'indomani della cerimonia di Cima Grappa. Abbiamo scritto, nel senso che io ho scritto per conoscenza che l'amministrazione comunale. Abbiamo mandato e ho mandato esattamente quello che la Regione ha fatto di risorse che noi abbiamo dato al governo perché venissero messe a posto il Tempio Ossario di Bassano e il nostro sacrario di Cima Grappa. Non abbiamo ancora avuto risposte, credo che questo sia inaccettabile, perché siamo a pochi giorni dal centenario del Milite Ignoto. È vergognoso che uno Stato non onori fino in fondo e con il giusto rispetto i propri caduti. Noi veniamo qui a aprire le scuole a Nervesa della Battaglia, dove c'è il sangue che scorre in quel Piave. Li abbiamo alle spalle in Grappa e pare che però a Roma non si rendano conto che la geografia è fatta di luoghi, di posti, di simboli, di significato, è fatta di sacrificio. E c'è qualcuno appunto che pensa che si possa guardare avanti senza guardare indietro. Se veniamo a dire a questi bambini, a questi ragazzi, studiate, abbiate rispetto per il vostro territorio, se vivete a Bassano del Grappa o a Nervesa della Battaglia dovete sapere che dentro di voi avete questa storia. Con che faccia andiamo a dirlo quando teniamo chiuso un tempio che ha i caduti, le medaglie lì dentro? È una contraddizione, diciamo di aprire libri e chiudiamo i templi, veramente vergognoso. Ferdinando, mi pare che non ci sia nulla da aggiungere, dimmi tu. Ti ringraziamo l'assessore Donazzan anche per questa ultima dichiarazione su questa battaglia che stiamo portando avanti. Naturalmente approfondiremo tutto questo nei nostri telegiornali. Grazie Cristian, buon lavoro, buona giornata. Torniamo in studio e vediamo allora un servizio che la nostra redazione ha preparato, l'ennesimo, perché è ormai da 2 settimane che stiamo ogni giorno approfondendo, mostrando, facendo parlare la politica, le associazioni combattentistiche d'arma. In questo caso abbiamo i fanti che ritornano sull'argomento. È come dire un cuore affranto, nel senso che ci auguriamo tutti che la burocrazia, e per carità le norme che vanno sempre rispettate, non siano però un limite o un pretesto. A parlare Emanuele Bozzetto, presidente provinciale dei Fanti di Vicenza, in prima linea accanto a Rete Veneta nella battaglia per la riapertura del Tempio Ossario di Bassano, sacrario chiuso che rischia di rimanere tale per molto tempo. Mancano all'appello almeno 2,5 milioni di euro e gli ultimi lavori hanno evidenziato una carenza nell'adeguamento sismico. Proprio i Fanti sono stati tra i volontari in prima linea per garantire le aperture delle porte di un edificio simbolo della storia della città, medaglia d'oro al valore militare, e Bozzetto definisce inaccettabile quanto sta accadendo. 2 delle 11 salme del Milite Ignoto, e lo voglio ricordare, è l'anno del Milite Ignoto, di tante celebrazioni, persero la vita e ebbero in qualche modo ospitalità qui nella caserma del soldato a Bassano. Quindi Bassano del Grappa ha un dovere, per ruolo, per storia, per responsabilità, di esserci, di fare la propria parte fino in fondo, e noi saremo sempre a fianco di Rete Veneta, di quegli enti, di quei soggetti che stanno da sempre combattendo, perché abbiamo il dovere, oggi come oggi, di rispettarne il valore di queste vite. È un dovere morale, è un dovere per tutte quelle vite stroncate allora in nome della nostra libertà. È un dovere, dice, per tutte le giovani generazioni. Non dimenticare, far sì che i luoghi della nostra storia continuino a vivere e siano da esempio. Non è che perché poi finisce l'anno del Milite Ignoto, come è finito il centenario della Grande Guerra, ci addormentiamo un'altra volta, me lo faccia dire. Cioè io credo che dobbiamo veramente, normative alla mano, essere coloro che semmai fanno rete, che semmai si impegnano e in qualche modo, al di là della presenza o meno nei luoghi del ricordo e della memoria, creiamo storia, cultura e prospettiva politica rispetto a questo. Credo sia un impegno sul quale dovremmo tutti essere dalla stessa parte. Sì, l'Ossario non ha un colore politico. La battaglia per la sua riapertura non deve essere una battaglia politica, ma una battaglia di persone gratte del sacrificio dei nostri avi. Bisogna che anche il comune di Bassano alzi la testa e inizi a combattere senza armi, ma con tutte le intenzioni di smuovere la coscienza delle alte sfere e far sì che gli oltre 5.000 soldati custoditi
custoditi nel nostro tempio ossario possano tornare a essere onorati come meritano. Basta lavarsi le mani. L'amministrazione Pavan deve prendere in mano la situazione al di là dei limiti della burocrazia. È la storia di uomini e donne che hanno dato la vita, è la storia di un paese che non può scivolare via, e allora Bozzetto è molto chiaro. Facciamo una chiamata a raccolta, raccogliamoci tutti, se vogliamo andiamo in tutti i luoghi, presidiamo tutti i luoghi della decisione politica e tecnica, ma agiamo, serve azione. Sì, non più parole, ma azione. Passiamo alla cronaca, abbiamo qualche notizia che ci arriva proprio in questo momento. Ad esempio a Sarmede, nel Trevigiano, c'è stato l'incendio di un pulmino per il trasporto scolastico. Potete vedere questa impressionante immagine che ci arriva dai Vigili del Fuoco, ci arriva proprio ora. E c'è da dire una cosa, nessuno è rimasto ferito, il pulmino non era in movimento, non era in moto, non aveva bambini a bordo e nemmeno l'autista, era stato parcheggiato dopo il servizio, ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Questa è la foto che ci arriva dai Vigili del Fuoco. Noi con la regia invece di Fabio Veriani andiamo avanti a vedere le notizie del giorno. C'è stato un rave party sul Piave, sono stati identificati 50 giovani. Zainetti, sacchi a pelo ammassati, lasciati a terra nel tentativo di sfuggire al controllo dei carabinieri. La scorsa notte l'area golenale del Piave si è trasformata in un rave party con almeno 50 giovani, alcuni anche minorenni, che si sono riversati a Moriago della Battaglia. Con musica ad altissimo volume hanno cercato di fare festa nella boscaglia. Una festa itinerante che ha portato il gruppo da Moriago fino a Nervesa e poi a Crocetta. Lì, all'altezza di Ciano del Montello, sono stati tutti fermati e identificati. Si tratta di ragazzi della provincia di Treviso, principalmente. Alcuni arrivavano da Venezia, altri da Pordenone, tutti chiamati a raccolta per lo sballo del sabato sera sul Piave. I carabinieri stanno eseguendo ora accertamenti per capire se vi siano risvolti penali. I giovani potrebbero essere accusati di disturbo della quiete pubblica, ma anche di invasione di terreni altrui. A chiamare i militari giunti prontamente sul posto, coordinati dal comandante Gabriele Favero, i residenti infastiditi dal chiasso e dalla musica ad alto volume. Andiamo a vedere adesso una proposta, se ne parla sempre più spesso, di liberalizzazione dell'A27. Spero che si possa anche pensare magari che Società Autostrade cominci a valutare anche l'idea della liberalizzazione della 27, che è una delle grandi sfide. Potrebbe essere un bel segnale di Società Autostrade per il territorio, che ha dato tanto a Società Autostrade. Rendere gratuita tutta la 27 da Mogliano a Belluno, in una parola liberalizzare. Il governatore del Veneto rilancia un appello più volte fatto negli ultimi anni e lo fa dopo aver appreso che Autostrade per l'Italia ha stanziato 1 miliardo per effettuare interventi nel nostro territorio. Mi auguro che siano finalizzati ai temi della sicurezza, in particolare di quella dei viadotti, spiega Zaia. Questa è manutenzione, ordinaria o straordinaria. Ma il numero 1 di Palazzo Balbi è chiaro, sto insistendo da tempo verso una direzione. Una direzione che ci permette comunque di fare tutto un ragionamento anche rispetto a una parte di territorio che necessariamente deve essere sgravata, o quantomeno, se ci sono risorse da investire, si investa per realizzare, diciamo, bretelle per raggiungere più velocemente i caselli autostradali e quindi mettere più in connessione col territorio questa infrastruttura che è nata nella notte dei tempi, e basti pensare a Treviso Nord, che finisce in mezzo alla campagna con nessun collegamento, anzi un collegamento l'abbiamo fatto noi come provincia sulla Pontebana. Un appello, quello sulla liberalizzazione, più volte rimandato al mittente delle autostrade a guida Benetton. Motivazione: le troppe perdite. Ora però lo scenario, con la transizione in corso dagli imprenditori trevigiani a Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe cambiare. Questo potrebbe essere, come si può dire, un ritorno alla comunità, no? Io capisco che loro fanno impresa, non mi permetto di forzare, ma mi permetto di dire che comunque sarebbe un bel segnale. Apriamo la pagina della cultura, andiamo a vedere una manifestazione dedicata al Purgatorio di Dante. Un'atmosfera suggestiva, quella che si è creata sabato sera nel parco di Villa Stecchini a Romano Dezzolino nel corso dell'appuntamento dedicato alla rivisitazione del Purgatorio di Dante Alighieri, promossa dalle associazioni Amici degli Archivi di Vicenza e Bassano e Palladio Florist. Alla sola luce delle candele si sono avvicendati i personaggi e le situazioni riportate nel secondo libro della Divina Commedia, in un salto temporale indietro di secoli. E la m'appare, sì come egli appare
subitamente Buona parte della scena del Purgatorio l'abbiamo ambientata nel giardino dell'Eden e questo ci sembrava proprio il posto più adatto. E certo che tutta la prima parte dovevamo pur farla, l'arrivo delle anime, l'incontro con Dante, con Catone, eccetera, l'angelo nocchiero. È un Purgatorio un pochino rivisto, un pochino, ma d'altra parte lo dobbiamo pur adattare un po' anche che possiamo dire anche una nostra fruizione, no? Ecco, speriamo che sia cosa che le persone gradiscano, no? Ecco, mi immagino questo, io penso a questo. Certo siamo molto attenti perché nessuno recita, ma c'è lettura dei versi della Divina Commedia. Un Dante più che mai attuale nel racconto dell'umanità, un'umanità che nella sua fragilità si ripete puntualmente. Dante è attualissimo in tantissime cose, no? Io oggi riflettevo appunto su determinati passi e dico, ma guarda, si ripetono ancora oggi esattamente quelli, né più nemmeno che quelli, no? Ecco, certo cambiano i personaggi, non sono più quelli di un tempo, no? Ecco, oggi ne abbiamo altri, ma le situazioni, tutto si ripete. Guarda caso, Guelfi, Ghibellini, a un certo punto non si sapeva più chi fossero, Guelfi bianchi, Guelfi neri, Ghibellini di qua, ma c'era qualcosa, c'era un Guelfo, c'era un Ghibellino, oggi c'è uno di destra, c'è uno di sinistra, che cosa c'è oggi? Ecco, questo mi sorprende sempre, no? La storia mi insegna sempre molte cose. Un Dio che fui accorto di sua arte, porsi per lui le guance lacrimose. Ivi mi fece tutto di scoperto, quel color che l'inferno mi nascose. Continuiamo a parlare di cultura con la proposta di Vicenza, capitale della cultura. Vicenza, capitale della cultura 2024, superata la preselezione, il sindaco Rucco bussa alla porta degli imprenditori vicentini e loro non si fanno attendere, servono impegni e soprattutto finanziamenti per poter costruire un progetto credibile. Noi stiamo lavorando con tutto il sistema Vicenza che va dall'aspetto culturale, sociale, imprenditoriale. Il tema della cultura e dell'impresa sono collegati, hanno risposto alla grande, io li ringrazio di cuore perché gli imprenditori vicentini ogni volta che devono sostenere la propria città, la propria provincia, scendono in campo in prima linea e in questo caso lo stanno facendo. La competizione è ancora tutta aperta, 25 partecipanti in lizza per portare a casa la nomina capitale della cultura. Tra i competitor città come Siracusa possono essere un valido avversario e per questo, per vincere, Vicenza sta lavorando ad un progetto ad ampio respiro. Stiamo lavorando ad un progetto che possa essere appetibile per la Commissione del Ministero Cultura perché si possa diventare capitale della cultura. Cultura e sociale si mescolano, sostenibilità e accessibilità diventano le parole d'ordine del progetto che ha fini che vanno oltre la stessa nomina. L'obiettivo è creare un programma che possa andare al di là della capitale della cultura 2024 ma che sia continuativo nel tempo e che qualsiasi sia la posizione della gara in corso ci permetta comunque di lavorare a... In chiusura di telegiornale vediamo i dati che ci arrivano dall'azienda Zera della regione del Veneto. Allora, li vediamo con la regia di Fabio Verin. Naturalmente sono 291 i casi positivi riscontrati con gli ultimi tamponi, sono dati di questa mattina, quindi freschi e aggiornati. Siamo sotto comunque quota 13.000 per quanto riguarda i casi attualmente positivi, sono 462.255 i positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, purtroppo 11.721 i decessi a causa di questa epidemia. Scendiamo nella seconda parte della tabella che è molto importante perché ci fa capire come sta reggendo la sanità l'urto di questa fase della pandemia. Siamo a 264 ricoverati in area non critica, di cui 222 positivi, 42 negativizzati, 57 in terapia intensiva, di cui 53 ancora positivi. Sostanzialmente invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, più 6 quello in area non critica. Ci sono da segnalare purtroppo anche 2 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di raccontarvi questo primo giorno di scuola e non solo. Abbiamo parlato anche di cronaca e di tutto quello che è successo in Veneto. Per tutto il resto vi diamo appuntamenti ai nostri telegiornali di questa sera. State con noi e buon pomeriggio.